Mercato settimanale del venerdì sospeso domani a Favara. Il provvedimento è stato disposto dal comune di Favara in seguito alla chiusura della discarica di Siculiana. A comunicarlo alla nostra redazione è l'assessore comunale con delega a fiere e mercati Davide Lumia. Il regolare svolgimento delle attività commerciali nella zona di Via Lambrosini avrebbe portato alla formazione di innumerevoli quantitativi di rifiuti che però, a causa della chiusura dell'impianto di stoccaggio, non avrebbero potuto essere smaltiti. Sul fronte città, invece, ad oggi dal comune non è stata presa ancora nessuna decisione. Per questa sera ricordiamo che i cittadini devono depositare solamente carta e cartone, circostanza questa che limita i disagi. Problemi invece potrebbero materializzarsi domani sera quando dalle ore 20 alle ore 5 di sabato mattina è previsto il conferimento dell'indifferenziato. Dal municipio di Piazza Cavour, prima di ordinare eventuali limitazioni ai cittadini, come avvenuto ad esempio nella città di Agrigento, restano in attesa di eventuali sviluppi provenienti dall'assessorato regionale ai servizi di pubblica utilità, il cui compito è quello di trovare per i comuni un sito alternativo a quello di Siculiana.